Con 12 punti in 6 partite una volta si dominavano i campionati, voleva dire punteggio pieno, vittoria sempre e comunque, ma anche di questi tempi con la regola del 3 si viaggia alla grande. Lo sa molto bene il Matera che nell'ultima fase del campionato è imbattuto e ha cominciato a capitalizzare. Non sarà una squadra per palati fini, ma sulla concretezza c'è veramente poco da obiettare. Nella nebbia e nel fango del 21 settembre questa volta si è impantanato il Fasano, che di problemi ne aveva in abbondanza ed ora sono sicuramente aumentati. Il Matera ci ha messo 18 minuti per segnare il gol della vittoria. Lo schema su pallaferma era ben disegnato, ma la difesa del Fasano ha contribuito alla bella figura di Zian, autore del tocco vincente. Sino a quel momento la squadra di casa non aveva impressionato nessuno e neanche dopo riuscirà a convincere appieno e legittimare il successo, ma almeno sino alla fine del primo tempo l'incontro sarà tatticamente equilibrato. La ripresa è un monologo del Fasano. Già in apertura è Donofrio, appena entrato, a fallire da principiante l'occasione del pareggio sulla linea di porta. Gli ospiti si insediano stabilmente nella metà campo dei lucani, dirigono la danza e costringono il Matera, già ben disposto per verità, a rattrappirsi all'indietro. Creano diverse occasioni da rete e quando sbagliano non possono che prendersela con se stessi. Il Matera è solo timidi abbozzi di contropiede, niente di particolarmente rilevante. Al 35esimo, peraltro, rischia di farsi raggiungere perché fallisce il fuorigioco e costringe Della Torre a stendere Lupo lanciato verso la porta. È rigore, ma Belmonte fa far bella figura all'estremo materano, il quale sarà anche protagonista in un altro paio di circostanze. Si chiude quasi al buio con un filo di nervosismo di troppo ed un successo che il Matera accoglie con grande soddisfazione. Di contro a Fasano qualcuno stanotte dormirà molto poco.